Buonasera, benvenuti al TG Sicilia, vediamo i titoli di questa edizione. Etna, il cratere di Nord-Est, torna in attività dopo 3 anni. Breve eruzione nel pomeriggio seguita da emissione di cenere lavica. A Catania lento ritorno alla normalità, apertura domenicale per le isole ecologiche di Picanello e Trappeto Nord. Violenza sessuale a Palermo, vittima una quindicenne aggredita da un giovane conosciuto durante una serata in discoteca alla Daura. Domani a Palermo i funerali del carabiniere di 52 anni morto dopo un morso di ragnoviolino, una specie molto velenosa che secondo gli esperti possiamo trovare comunemente in casa e in giardino. In Sicilia ondate di calore per tutto il mese di luglio con picchi sopra i 40 gradi, spiagge prese d'assalto, ma l'AFA non scoraggia i turisti nei centri storici. Bella Torna e Rebecca De Mornay tra le star della prima serata del Taormina Film Festival che entra nel vivo. Madrina l'attrice catanese Esther Pantano, Cariddi d'oro alla carriera al produttore Carlo degli Esposti. E infine il calcio, primi gol in amichevole del Palermo, il test contro il Sondrio finisce 10-0 per i rosanero. Soddisfatto il tecnico Dionisi, in casa Catania, attenzione al mercato in uscita. Ancora ben trovati e buona domenica. Avete sentito, l'Etna è inquieto. Dopo oltre 3 anni di inattività si fa sentire di nuovo il cratere di Nord-Est con una sbuffata seguita da emissione di cenere. L'INGV e la Protezione Civile sono allertati. A Catania intanto lento ritorno alla normalità, apertura domenicale per le isole ecologiche di Picanello e Trappeto Nord per quanto riguarda l'emergenza cenere. Sentiamo Tonino De Mana. Etna ancora protagonista, ma con attori diversi. Dopo il cratere sud-est e il cratere Voragine, la cui attività non si interrompe da una settimana a questa parte, nel pomeriggio, dopo oltre 3 anni di inattività, è tornato a sbuffare anche il cratere di nord-est. Una sequenza esplosiva di breve durata che ha portato alla solita emissione di cenere che però si è dispersa nella zona sommitale del vulcano. Dalla telecamera termica collocata sul versante nord-occidentale è chiara l'attività dei 2 crateri del vulcano, con il cratere di nord-est che produce l'emissione più corposa a sinistra e la voragine alla sua destra, con piccola attività stromboliana. Catania, risparmiata questa volta dalla cenere, ma che fa i conti con un lento ritorno alla normalità. Dopo giorni e giorni di intoppi e polemiche, la raccolta della cenere sta entrando a pieno regime e per accelerare il comune di Catania ha autorizzato l'apertura domenicale straordinaria delle isole ecologiche di Picanello e Trappeto Nord, gestite rispettivamente da Gema e Supereco. E grazie per questo, in modo che possiamo buttare tutta questa sabbia che c'è, e ancora ce n'è perché tutte le strade sono pienissime. Invece di andare al mare qui a portare la cenere? Sì, approfitto, una volta che ho spazzato le terrazze e ci danno questa possibilità lo faccio. Altri catanesi continuano a non rispettare le regole ed imperterriti scaricano centinaia di sacchetti proprio davanti all'isola ecologica. Gli incivili che non mancano mai, che durante le ore notturne, che con tutto che ci sono le telecamere di videosorveglianza, continuano a buttare cose davanti proprio all'entrata dell'isola ecologica, che non sia un bel biglietto da visita per i nostri concittadini. Va a rilento invece la pulizia di strade e marciapiedi in alcuni quartieri della città, come a Picanello. Torniamo un attimo all'attività dell'Etna perché c'è un'ultima ora. Abbiamo detto che c'è stato nel pomeriggio questo risveglio del cratere di Nord-Est dopo 3 anni e appunto in vista di un'imminente eruzione il Dipartimento regionale di Protezione Civile ha comunicato il passaggio dalla fase operativa da attenzione a preallarme con relativa sospensione delle attività che si svolgono nella zona sommitale del vulcano. I sindaci e gli enti di competenza sono quindi invitati ad attivare le misure di sicurezza contenute nel piano di protezione civile. Adesso cambiamo argomento e andiamo alla cronaca. In vista, una serata in discoteca si è trasformata in un incubo per una ragazzina di appena 15 anni che è stata violentata nella notte a Palermo. La giovane è ricoverata al Policlinico, ad aggredirla un 18enne appena conosciuto. Manlio Viola.
Una nuova presunta violenza sessuale a Palermo. Una ragazza di appena 15 anni, non 16 come si era appreso in un primo momento, ha raccontato ai medici prima, ai carabinieri dopo, di essere stata violentata sulla scogliera del lungomare dell'Addaura. I militari del nucleo radiomobile della compagnia di San Lorenzo e quelli della stazione di Partanna Mondello hanno rintracciato il presunto violentatore, lo hanno già identificato e ascoltato, ma sulle sue prime dichiarazioni non trapela ancora nulla. La vittima ha riferito di aver conosciuto il giovane da poco divenuto maggiorenne all'interno di un locale sul lungomare Cristoforo Colombo dell'Addaura. Il neo 18enne avrebbe convinto la ragazza a uscire con lui per appartarsi in un angolo della scogliera intorno alla mezzanotte e qui sarebbe scattata la violenza. La quindicenne sarebbe però riuscita a liberarsi dalla morsa e a scappare. In un primo momento avrebbe chiesto aiuto da parte di un vigilante della discoteca South dal quale era uscita poco prima e si sarebbe quindi fatta accompagnare a casa. Solo dopo i genitori, ascoltato il racconto, l'hanno portata all'ospedale policlinico. Subito è scattata la segnalazione e sono partite le indagini dei carabinieri, durante le quali sono emersi altri fatti che dovranno essere chiariti. Legata a questa storia ci sarebbe infatti anche una rissa avvenuta nei pressi del McDonald's di via Rosario Nicoletti, sempre nella zona di Mondello, alla quale avrebbero preso parte 2 comitive, una ventina di giovani in tutto. Si sarebbero affrontati infatti gli amici della ragazza e quelli del presunto violentatore. Per i militari una lunga notte di interrogatori per cercare di ricostruire quanto avvenuto. La ragazza, dopo le opportune analisi medico-legali e le cure, è tornata a casa. La posizione del presunto violentatore è al vaglio dell'autorità giudiziaria. E sempre a Palermo c'è una comunità sconvolta per la morte assurda di Franco Aiello, il carabiniere di 52 anni deceduto dopo essere stato morso da un ragno violino. Domani si terranno i funerali, ma noi ci siamo chiesti cos'è il ragno violino e soprattutto quanto è pericoloso. Lo abbiamo fatto con un esperto nel servizio di Orazio Longo. Saranno celebrati domani a Isola delle Femmine nel Palermitano i funerali di Franco Aiello, il carabiniere di 52 anni morto dopo essere stato morso da un ragno violino. Le esequie si terranno nella chiesa di Santa Maria delle Grazie alla presenza dei rappresentanti dell'Arma e di tanti colleghi. Una morte che già in tanti definiscono assurda e che pone diversi interrogativi sulla pericolosità del sicaride. Come lo riconosciamo un ragno violino? Sul prosoma, che corrisponde un po' al torace degli insetti, ha una macchia che somiglia a un violino col manico. Le dimensioni sono intorno a 1 centimetro, però ha le zampe molto lunghe. Ma è così frequente la possibilità di incontrare un ragno violino a casa, per esempio? Nelle case disabitate è frequente, nei giardini è frequente, soprattutto di notte e di sera alla ricerca di prede. Durante il giorno se ne sta rintanato, per esempio nelle case abbandonate, nella battiscopa. È sempre velenoso un ragno violino? Diciamo la quantità di veleno dipende da la quantità che ha già immesso nelle vittime, per cui quando pungono non si avverte la puntura, però il veleno agisce in rapporto alla quantità dopo alcuni giorni. Se incontriamo un ragno violino, cosa dobbiamo fare? La cosa più semplice è schiacciarlo, però in effetti quello che bisogna fare è evitare che possa stazionare nelle case. Nel primo pomeriggio è stato trovato il cadavere di un uomo all'interno di un casolare di campagna in contrada San Nicolò a Caltagirone. Il 68enne viveva di stenti in quell'abitazione di campagna. A scoprire il corpo riverso a terra è stato un vicino che non aveva sue notizie da qualche giorno. Sul posto sono intervenuti i poliziotti di Caltagirone e la polizia scientifica. Da una prima ispezione cadaverica del medico legale e della scientifica sul corpo però non ci sarebbero segni di violenza. Cambiamo argomento e adesso parliamo di meteo. In Sicilia ancora picchi sopra i 40 gradi e gli esperti prevedono ondate di calore almeno per tutto il mese di luglio. Francesca Loi. Sono i giorni del grande caldo con l'anticiclone che sta portando l'Africa in Sicilia e per resistere un ottimo alleato è il mare. Siamo a Siracusa allo sbarcadero Santa Lucia, vedete alle nostre spalle il solarium è tutto pieno, tutti vogliono andare al mare. Certo, anzi l'unico alleato è il mare. Almeno all'ombra si sta bene.
Dico sì, all'ombra si sta benissimo, se ti metti sotto il sole, insomma, picchia. C'è chi resta per tutto il tempo in acqua e chi prova a sfidare le alte temperature pensando alla tintarella. Abbiamo un bel tempo, bel sole, perché non dobbiamo godercelo, che ci fa bene anche alla salute. Ma un ombrellone adesso non lo desidera? Abbiamo questo noi, il lettino con il tettuccio. Stiamo bene. Come da Copione, spiagge e solarium sono presi d'assalto, ma c'è anche chi non va al mare per fare una passeggiata in centro. Inutile dirlo, sono più turisti che residenti. Fa caldo, è pesante anche il vento caldo. Tutto ciò che è freddo con questo caldo diventa di tendenza e sarà così ancora per un po'. Si continueranno a registrare anche nella prossima settimana punte di 40-42 gradi sulle zone più interne della regione. Se sabato il picco è stato a Siracusa con 42 gradi e mezzo, oggi si aggiungono anche Catania, Messina e Palermo. Come sfidare caldo e afa? Semplice, facendo un bel tuffo. Brutta disavventura per una turista di 17 anni di Velletri che è precipitata con il parapendio in contrada Monte a Cefalù. I soccorritori del 118 di Cefalù sono scesi in un dirupo di circa 600 metri per raggiungerla in attesa dell'arrivo dell'elicottero della polizia con a bordo i tecnici del soccorso alpino che hanno recuperato la giovane turista. La ragazzina è stata trasferita al Villa Sofia per gli accertamenti. E ci sono 8 comuni in provincia di Palermo che celebrano il cinema e i suoi protagonisti con un progetto di street art. Vediamo il servizio di Lorena Dolci. Hollywood, provincia di Palermo. Quello tra la Sicilia e il cinema è un rapporto che ha segnato la storia della cinematografia. Così 29 artisti internazionali coinvolti nel progetto iArt Fivas hanno realizzato 30 murales, rivelando in territori apparentemente marginali tracce del DNA di alcune tra le pagine o i protagonisti del grande schermo. Di riqualificazione urbana che coinvolge 8 comuni con Bisacquino capofila. Proprio qui nacque Franche Capra, regista di pellicole indimenticabili. Aveva questo senso forte di legame familiare con dei film che in un certo modo esprimevano sempre un certo ottimismo e quindi questa sua legame familiare che era proprio della comunità bisacquinese traspare sempre nei suoi film. Dai personaggi di Nuovo Cinema Paradiso ai ritratti di Al Pacino e Claudia Cardinale, passando dal murale dedicato al film L'Eterna Illusione, a filmarlo lo street artist Andrea Buglisi. Molti artisti hanno partecipato a questa manifestazione, potrebbe essere divertente cercarli e trovare le loro interpretazioni del cinema che ha un legame forte con la Sicilia. Un originale museo diffuso del cinema e delle identità territoriali, perché, come diceva Leonardo Sciascia, il cinema si interessa della Sicilia perché la Sicilia è cinema. E a proposito di cinema, Taormina ieri la prima serata del Film Fest. Ester Pantano, madrina di questa 70ª edizione. Questa sera Cariddi d'Oro a Carlo degli Esposti, produttore di Vanina, una vicequestora a Catania, interpretata da Giusy Buscemi. Sentiamo Francesco Triolo. La 70ª edizione del Taormina Film Fest, dopo la serata inaugurale con i Nastri d'Argento, è entrata nel vivo da ieri sera con le proiezioni dei film al Teatro Antico, intanto con l'anteprima mondiale di St. Clair del regista italo-americano Mizzi Peirone, a Taormina con le attrici Bella Thorne che presenta al festival il suo corto d'esordio Unsettled, e Rebecca De Mornay, il primo film italiano, anche questo in prima mondiale, Il giudice e il boss di Pasquale Scimeca, che salirà sul palco del Teatro Antico stasera con gli interpreti Gaetano Bruno, Peppino Mazzotti e Claudio Castro Giovanni. La madrina del festival è l'artista catanese Ester Pantano, che dopo la serata di ieri sarà sul palco anche stasera in occasione del Cariddi d'Oro alla carriera al produttore Carlo degli Esposti e per la cerimonia di chiusura del 19 luglio. Volevo ringraziare la Sicilia, che è appunto un set a cielo aperto, e lo testimonia questo palco che ha visto negli anni tantissimi ospiti importantissimi che hanno formato e che continuano a formare e a credere nel sogno che è il riempimento della tela bianca che abbiamo dietro.
Al Palazzo dei Congressi il maestro del cinema israeliano Amos Gitai per il suo ultimo lungometraggio Shikun e il collettivo dei 22 registi palestinesi di From Ground Zero. Grande serialità e narrativa siciliana anche con la proiezione di 2 episodi della fiction Vanino, un vicequestore a Catania, dai romanzi di Cristina Cassar-Scalia, alla presenza della protagonista, l'attrice di Menfi, Giusy Buscemi, e del produttore Carlo Degli Esposti, che riceverà il Cariddi d'Oro alla carriera. Vanina per me è l'occasione di crescita personale e professionale. È bello che ci siano produttori come Carlo Degli Esposti innamorati della Sicilia, quasi più dei siciliani, tanto da fare oltre a Montalbano, Macari, Vanina, tutte serie che poi sono state straamate dal pubblico. E tra i premiati ai Nastri d'Argento di Taormina abbiamo incontrato uno dei giovani volti siciliani più amati dal pubblico. Parliamo di Alessio Vassallo, protagonista delle commedie di Andrea Camilleri, che ha da poco finito di girare un film in Sicilia per la regia del regista catanese Giovanni Virgilio. Eva Spampinato. Brigata, 12 giugno 1891. Alessio Vassallo è uno dei volti siciliani che più è piaciuto all'ultimo Camilleri e per il quale ha interpretato diversi ruoli, in costume come nella concessione del telefono e non come nel giovane Montalbano, nei panni di Mimì Augello. Anni palermitano e 20 anni di carriera tra cinema, fiction e TV, per cui è stato premiato con un Nastro d'Argento a Taormina. Ho iniziato questo percorso con stupore 20 anni fa, che ero un ragazzino, e sono passati 20 anni, che sembra ieri, invece non lo è. E ricevere il premio qui è molto significativo perché è un po' a casa mia. La Sicilia è come una mamma, no? Che ti riporta sempre a casa, indietro. Infanzia e adolescenza trascorsa a Palermo e poi gli studi da attore a Roma, la gavetta, le cadute e le riprese. Tu sei palermitano, ma i catanesi ti sono molto affezionati perché hai interpretato un ruolo, quello di Paolo Pizzo, che c'è molto vicino ovviamente. Come no, è una storia che mi porto dentro, perché avere l'opportunità di interpretare un ragazzo della mia età che stava con me sul set, una storia così forte, insomma, sono quei ruoli che ti rimangono addosso. So che ogni tanto vi beccavate. Sì, ma tuttora, lui di Catania o di Palermo, però insomma, oltre quello maschio. L'attore siciliano è il protagonista di Indagine di una storia d'amore di Gianluca Maria Tavarelli, una commedia piena di dolore e malinconia su una coppia che decide di mettere la loro relazione in pubblica piazza. È veramente un'indagine poi sulla nostra vita, sui nostri rapporti di coppia, su cosa sono diventato oggi. E noi ci fermiamo per una breve pausa, tra poco le ultime novità per quanto riguarda il mercato estivo. Naturalmente parliamo di calcio. Ancora ben trovati, seconda parte del nostro telegiornale, adesso il calcio. Per il Palermo primi gol in amichevole, 10 reti alla rappresentativa Sondrio, per l'allenatore Dionisi, insomma c'è lo spirito di gruppo. Primi gol e primi sorrisi, 10 reti per ricominciare. Il Palermo nella sua prima amichevole si diverte contro la rappresentativa Sondrio, un test decisamente poco attendibile ma che consente comunque ai rosanero di iniziare a sciogliere i muscoli in attesa di partite più impegnative. A rompere il ghiaccio dopo un paio di tentativi di Brunori neutralizzati dal portiere locale è stato Ranocchia, che ha inaugurato nel migliore dei modi la maglia numero 10, un sinistro leggermente deviato su assist di Di Mariano per la prima rete della stagione. Molto bella anche la rete realizzata da Buttaro. Ho chiesto ai ragazzi e l'ho rivista, è uno spirito di squadra. Non ci siamo mai disuniti, siamo rimasti corti più in avanti che indietro perché abbiamo più attaccato che difeso. Se devo trovare un difetto, abbiamo concesso un'occasione da gol con troppa facilità. Se devo trovare cose positive, ce ne sono tante, fermo restando che lavoriamo insieme da 10 giorni, lavoriamo tutti insieme da 10 giorni, con qualcuno meno, e quindi insomma il livello non sarà quello del campionato, quindi insomma dobbiamo trovare le cose positive per continuare e anche le cose negative per migliorare. Ieri è arrivato il difensore Nicolau, a breve in ritiro, a Livigno anche Pierozzi ed Henry, ma occorrono altri rinforzi, li ha chiesti Dionisi, e poi rebus sul futuro di Brunori. Il capitano rosanero continua a non parlare in attesa di offerte dalla Serie A.
Catania concentrato sulle cessioni, soprattutto a centrocampo e in attacco, trattativa sempre aperta con De Rosa e Lescano. Trapani invece vicino a 3 colpi e Mausso potrebbe invece lasciare il Messina. Sergio Colosi. Il grande mercato del Catania, la rivoluzione del Trapani, l'immobilismo del Messina. Le 3 siciliane di Serie C viaggiano su binari diversi, con la società rossazzurra molto attiva. In attesa del sì di Ciccio De Rosa e di altri colpi di spessore in attacco, spazio alle cessioni. Il giovane Maffei è stato trasferito alla neopromossa Cavese. Per Curado c'è l'interesse dell'Ascoli. Lista dei partenti ampia anche a centrocampo, dove le condizioni fisiche di Sturaro potrebbero essere valutate in ritiro. Per l'attacco, oltre Lescano, si segue Stefano Pettinari, una carriera spesa in B con oltre 70 reti, ma ci sono profili più interessanti della cadetteria che piacciono al Catania. La rivoluzione del Trapani proseguirà con gli arrivi ancora da ufficializzare dei difensori Benassai dalla Lucchese e Celiento dal Bari e del centrocampista Mastrantonio dal Cittadella, matricola granata ambiziosa con l'obiettivo di un posto nei play-off. Per il Messina fermo al palo primi contatti del direttore sportivo Giuseppe Pavone, che ha un'intera rosa da costruire e potrebbe perdere pure Mausso, vicino al Foggia dell'ex DS Roma. Ritiro forse in provincia a Santa Lucia del Mela dal 22 luglio. Soluzione low cost gradita al presidente Sciotto, sempre più contestato dalla tifoseria. E a proposito della Catania, completate le visite mediche. Il Catania è partito nel pomeriggio alla Volta di Assisi, dove da questa sera inizierà il ritiro precampionato. 30 giocatori convocati da mister Toscano. Domani in programma le prime sedute di allenamento allo stadio degli Ulivi Enzo Boccacci. E adesso invece parliamo di un altro sport, del freestyle. È calato il sipario sui campionati italiani di freestyle. Siciliani in grande evidenza. Tonino De Mana. Un movimento di 6.000 persone tra atleti, 407 genitori, dirigenti, in rappresentanza di 59 squadre che per 10 giorni hanno dato spettacolo con le gare del campionato italiano di freestyle, specialità tra le più in voga del pattinaggio. Catania, epicentro di una kermesse nazionale di assoluto livello, condizionata però dall'emergenza Cenere Lavica che ha costretto gli organizzatori a spostare le gare previste in Piazza Nettuno al Pala Catania. Agonismo, dinamicità, sfide gomito a gomito che hanno appassionato il pubblico per la soddisfazione degli organizzatori. Campionati veramente belli, dove la Sicilia è stata presente, dove finora abbiamo vinto 2 medaglie oro, un bronzo, il bronzo anche di mio figlio, quindi doppiamente soddisfatto da padre e da presidente regionale. Titolo tricolore a Luca Borromeo, categoria senior uomini, e Matilde Arosio per le donne. Per la categoria ragazzi vittoria per il nisseno Alberto Saporito, mentre per gli allievi il tricolore è andato al messinese Giorgio Mammina. E questo era il nostro ultimo servizio che chiude questa edizione del TG Sicilia. Come sempre grazie per averci seguito, auguro a tutti voi una buona serata e ancora una buona domenica.